Catania è la prima città dell'isola ad applicare la nuova legge per il recupero dei centri storici. Dopo aver approvato il regolamento edilizio che era fermo da 60 anni, adesso abbiamo presentato in Consiglio Comunale, corredata da tutti i pareri, una variante generale del centro storico della città, che classifica oltre 5.500 edifici che sono consultabili sul sito del Comune, con tutta la mappatura metro quadro per metro quadro di tutto quello che c'è nel centro storico della città, e insieme con questo la possibilità di classificarli e di sapere quali interventi a seconda della tipologia dell'edificio sono consentiti. Sono alcuni interventi, alcuni edifici in cui non si può fare nulla se non la mera manutenzione, e quelli man mano che perdono di valore possono subire degli interventi sino a quelli che sono scadenti e in condizioni pietose, che possono essere demoliti e ricostruiti con la stessa identica cubatura. È un grande progetto di rilancio della città, entro la fine dell'anno sarà approvato dal Consiglio Comunale con tutti i pareri e Catania sarà la prima città dell'isola a pensare seriamente al rilancio del suo centro storico.